Buonasera, pronti per una nuova edizione del nostro TG, ma iniziamo dai titoli. Da domani è possibile presentare richiesta per ottenere il reddito di cittadinanza. L'INPS e CAF pronti a fronteggiare l'alto numero di richiedenti. Parte dalla Calabria la rivisitazione dei centri operativi misti per gestire le emergenze, vertice a Catanzaro tra Borrelli e i prefetti calabresi. Carlo Cottarelli indica nel debito l'elemento di debolezza della Calabria, l'analisi del direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici dell'Università Cattolica, ospite a Catanzaro. E di 3 arresti e 2 obblighi di firma il bilancio dell'operazione dei Carabinieri di Reggio Calabria, che ha portato alla luce uno squallido caso di sfruttamento di braccianti agricoli, contestati anche casi di violenza sessuale. L'ospedale di Vibo è sporco, la Procura della Repubblica del Tribunale indaga il commissario dell'ASP Angela Caligiuri. Scoperto una centrale di spaccio di droga dai Carabinieri a Paola, ai domiciliari 5 ventenni, tutti incensurati. Ancora buonasera dalla redazione del TG10. Dunque da domani è possibile presentare richiesta per ottenere il reddito di cittadinanza. L'INPS e i CAF pronti a fronteggiare l'alto numero di richiedenti. Sentiamo Gianluca Pasqua. La sala riunioni del CAF Will di Cosenza è piena zeppa. È in corso l'ultimo incontro formativo per gli operatori che da domani dovranno ricevere le domande di adesione al reddito di cittadinanza. Il conto alla rovescia è quasi terminato e i calabresi che nei giorni precedenti hanno richiesto e compilato i moduli sono pronti a consegnarli. Da tempo sono i nostri operatori del CAF Will sono aggiornati rispetto a questo provvedimento, che è un provvedimento però che è in progress perché continuamente sta avendo degli aggiustamenti. C'è un'attesa molto forte ed è una risposta straordinaria per quanto riguarda la povertà. Siamo un po' più preoccupati invece rispetto a quello che può essere la collocazione al lavoro, sapendo di trovarci in una realtà come quella calabrese che ai noi non c'è un tessuto produttivo tale che possa dare risposte del genere. Un ruolo fondamentale in questa fase lo gioca l'INPS. È qui che le richieste presentate dagli utenti verranno analizzate, un'operazione che servirà a stabilire a chi spetti il reddito di cittadinanza. Nel mese di febbraio gli interessati avrebbero già dovuto predisporre l'ISEE, il modulo ISEE che è fondamentale. È importante poi accoppiare il modello ISEE insieme al modulo della domanda e che può essere fatta grazie a un accordo INPS-CAF, può essere presentata anche ai CAF, oltre che al Ministero del Lavoro via online o alle poste. Una volta presentato questo modello ISEE insieme alla domanda, da domani arriveranno tutti questi dati all'INPS e noi dovremmo effettuare un controllo e verificare i contenuti sia dell'ISEE e sia i contenuti della domanda per ottenere il reddito. Dopodiché intorno a metà aprile, fine aprile, dovremmo poi comunicare con un SMS o via email all'interessato l'accoglimento della domanda o il rigetto della domanda. Nel caso di accoglimento poi l'interessato dovrà ovviamente fissare un appuntamento con le poste per la consegna della prepagata. Ovviamente avrà l'importo che, come noi sappiamo, sono 780 euro, ma sarebbero 500 come reddito, poi i 280 servono per il pagamento dell'affitto, se uno deve pagare l'affitto, oppure il mutuo, altrimenti sono 500 euro. Sono inseriti in questa prepagata e da utilizzare ovviamente nei posti, come tutti noi sappiamo, per i beni di consumo, per il pagamento eventualmente di bollette, certamente non per l'utilizzo del gioco d'azzardo. Questo è stato, e deve essere consumata entro il mese, se no altrimenti poi viene decurtata nel mese successivo l'importo che non è stato pagato. Parte dalla Calabria la rivisitazione dei centri operativi misti per gestire le emergenze, vertice oggi a Catanzaro tra Borrelli e i prefetti calabresi. Il cambiamento parte dalla Calabria. A Catanzaro questa mattina il capo della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, ha incontrato i prefetti delle 5 province calabresi, il vicepresidente della Regione Calabria, Francesco Russo, il direttore generale della Protezione Civile, Domenico Pallaria, i comandanti provinciali e regionali dei Vigili del Fuoco, per quella che in gergo tecnico è la rivisitazione dei centri operativi misti, in sostanza un sistema di coordinamento che consente di dare risposte immediate in caso di emergenza. Noi siamo partiti da questa regione facendo anche un progetto europeo di standardizzazione di quella che è la macchina
della gestione dei soccorsi e della prevenzione, quindi avere delle sedi già individuate preventivamente, strutturate, in grado di essere operative immediatamente in caso di emergenza è per noi un motivo di dare una risposta immediata alla popolazione, quindi è fondamentale per noi avere queste infrastrutture, conoscere la fragilità del nostro territorio, cercare di porre rimedio anche a questa fragilità. Il nuovo corso prevede un ruolo importante per i comuni. La condizione per restituire un'efficace informazione e allerta ai cittadini e partire da un piano comunale di protezione civile. Oggi a questo tavolo non ci sono le amministrazioni comunali perché è un lavoro preparatorio all'attività che dovremo andare a svolgere con l'ANCI. Tenete presente che l'anno scorso abbiamo fatto un ottimo lavoro con l'ANCI regionale a proposito della campagna antincendi boschivi che ha dato, come sapete, degli ottimi risultati. Quest'anno ci proponiamo di fare esattamente la stessa cosa e di inserire all'interno del lavoro finalizzato alla rivisitazione dei COM ovviamente l'ANCI. I sindaci sono i primi avamposti della protezione civile, non possono essere esclusi, ma questo è un lavoro preparatorio per rendere a loro un servizio prima di tutto. Manovra quota 100, reddito di cittadinanza e gli effetti che tutto ciò avrà sul Mezzogiorno. Al centro dell'incontro con l'economista Carlo Cottarelli, ospite a Catanzaro della Camera di Commercio. L'alto debito è l'elemento di debolezza della Calabria, così Carlo Cottarelli, ospite della Camera di Commercio di Catanzaro, protagonista oggi di una conversazione moderata dal Presidente dell'Ordine dei giornalisti della Calabria Giuseppe Soluri sul tema manovra e realtà. L'analisi del direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sugli effetti della politica economica sul Mezzogiorno. Io non vedo al momento delle riforme che possano portare a una maggiore crescita, magari mi sbaglio, però insomma il reddito di cittadinanza e quota 100 sono soldi che si danno, beneficiano alle persone che volevano andare in pensione prima e chi non aveva un reddito di cittadinanza è giusto che ce lo abbia, però bisogna anche poi tener conto del livello a cui è stato fissato il reddito di cittadinanza, che è più elevato di quello che esiste in altri paesi d'Europa, parecchio più elevato, è il sesto più generoso in tutta Europa e l'hanno più generoso di noi soltanto i paesi a basso debito del nord Europa. In più c'è questo problema che ho citato più volte, il fatto che 780 euro, faccio per dire, a Catanzaro non sono la stessa cosa che 780 euro a Milano. Quindi, e poi il fatto che il reddito di cittadinanza è più generoso per le famiglie, per i single, che per le famiglie con tanti figli, quindi ci sono tanti problemi. Non credo poi che sia una cosa che crei posti di lavoro. Ma cosa blocca l'economia? Cottarelli cita il suo ultimo libro, I 7 peccati capitali dell'economia italiana, e parla di uno di essi, ossia la burocrazia, ma anche l'evasione fiscale e la corruzione. Per Cottarelli all'interno della manovra c'è però una nota positiva per quanto riguarda la piccola e media impresa. Della piccola impresa sì, perché c'è la flat tax che si applica per le partite IVA, si parla davvero di microimprese. Se si guarda alle piccole e medie imprese, la cosa che sarebbe necessaria, perché pesa tantissimo su piccole e medie imprese, sarebbe una drastica riduzione della burocrazia. Le piccole e medie imprese ogni anno spendono in Italia, soltanto le piccole e medie imprese, tra i 30 e 35 miliardi per compilare i moduli. Questi sono un mucchio di soldi. Al momento credo che nel contratto di governo c'è questa idea di ridurre il peso della burocrazia, mi sembra che si stia muovendo un po' lentamente, mentre secondo me è la priorità. Adesso la pagina politica. Non c'erano dubbi che il congresso per eleggere il nuovo segretario del PD avrebbe avuto forti ripercussioni sul partito in Calabria. La resa dei conti è sempre un esercizio molto praticato da queste parti. Adesso che succede? La prima cosa da fare è quella di rispedire a Roma il commissario, perché il renzismo non è più di moda. La seconda, ricordare ad Oliverio che le autocandidature non sono ammesse e che per ottenere il via libera occorrerà passare dalle primarie.
primarie. La terza cosa è il congresso regionale che vogliono tutti, ma fino a che punto non è dato saperlo. Intanto lunedì in aula approderà la legge, firmata da Flora Sculco, sulla preferenza di genere. Anche qui a parole tutti d'accordo, ma nei fatti comunque lo sapremo presto. La Regione intanto prosegue il suo viaggio e gli assessori tecnici, approfittando del palcoscenico, recitano il ruolo da protagonisti. Angela Robbe si muove sul terreno fertile del welfare, annunciando che presto ci sarà una nuova legge per sostenere i piccoli comuni e dare loro la possibilità di rispondere alle istanze dei cittadini. L'attivismo coinvolge anche il vicepresidente Francesco Russo, che chiede ai gialloverdi i 150 milioni in mano allo Stato e che sono fondi PON. Dura presa di posizione del presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, Vittorio Gallucci, all'indomani della scudisciata del commissario alla sanità Cotticelli, che ha puntato l'indice sui troppi contenziosi nelle aziende sanitarie. Gallucci ha detto a Cotticelli che non sono gli studi legali a pesare sui conti della sanità, ma la cattiva amministrazione. La cronaca adesso è di 3 arresti e 2 obblighi di firma, il bilancio dell'operazione dei Carabinieri di Reggio Calabria che ha portato alla luce uno squallido caso di sfruttamento di braccianti agricoli, contestati anche casi di violenza sessuale. Venivano retribuiti €1 l'ora, 12 ore al giorno di lavoro, domenica compresa. L'inferno per i braccianti stranieri sfruttati e per le donne. 2 i casi accertati, l'aggravante delle violenze sessuali. L'operazione Dominus, condotta dai Carabinieri di Reggio Calabria, coordinata dalla Procura di Palmi, è scattata all'alba. 3 persone sono finite in manette, obbligo di firma per altre 2. Le indagini partite dalla denuncia presentata da un bracciante romeno nel 2017 alla stazione dell'Arma di Santa Eufemia ad Aspromonte. L'uomo aveva chiesto aiuto e raccontato le terribili condizioni di vita in cui lui e i suoi connazionali erano costretti. Precarie condizioni igienico-strutturali, alloggi di fortuna, grave promiscuità. Le verifiche degli inquirenti hanno accertato che i cittadini romeni e un maliano occupati in 2 aziende agricole dell'area preaspromontana violavano totalmente le normative sul lavoro. Gli imprenditori coinvolti nell'operazione sono ritenuti responsabili di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, violenza sessuale, estorsione e istigazione alla corruzione. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Smantellata dai carabinieri una centrale di spaccio di sostanze stupefacenti nella zona del Tirreno Cosentino. 5 le persone arrestate. Sono tutti ventenni, incensurati, sorpresi dai militari della Compagnia di Paola mentre in un appartamento confezionavano dosi di cocaina e marijuana. I 5 giovani sono finiti ai domiciliari. Una lettera riaccende i riflettori sulla scomparsa di Maria Chindamo, la donna di Laureana di Borrello di cui si sono perse le tracce da quasi 3 anni. Nella missiva inviata all'avvocato Nicodemo Gentile, il legale della famiglia Chindamo, e alla Procura della Repubblica di Vibo verrebbero fornite indicazioni dettagliate sulla scomparsa della donna, dal movente fino al punto esatto dove si troverebbe il corpo. Riconosciuta per la prima volta dal punto di vista giudiziario l'esistenza dell''ndrangheta in Canada, il giudice della Corte Superiore di Giustizia dell'Ontario ha condannato a 11 anni e mezzo per traffico di droga, ritenendolo un esponente di vertice dell''ndrangheta, Giuseppe Orsino, 66enne, nato a Gioia Ionica ma da tempo cittadino canadese. 2 medici sono stati iscritti nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla morte della 32enne di Cropari Marina, deceduta giovedì scorso nel nosocomio di Catanzaro dopo 4 giorni di febbre alta. Indagini in corso da parte della polizia per rintracciare il rapinatore che alla Mezzia Terme, dopo essere entrato in un negozio gestito da cinesi, ha minacciato la cassiera con una mazza prelevando l'intera cassa che conteneva qualche centinaio di euro. Il rapinatore indossava una maschera di carnevale. La Guardia Costiera ha sequestrato a Rocca Imperiale nel Cosentino un'area demaniale marittima sulla quale erano stati realizzati dei manufatti abusivi attigui ad uno stabilimento balneare. Il sequestro è stato fatto in esecuzione di un provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Castrovillari su richiesta della locale procura.
Blitz dei carabinieri nell'ospedale di Vibo, nei reparti crepe, muffa e cavi scoperti, denunciato il commissario straordinario dell'azienda sanitaria provinciale Angela Caligiuri. Una denuncia con deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica del Tribunale di Vibo Valentia. Tanto è costato al commissario straordinario dell'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, Angela Caligiuri, il blitz dei carabinieri di Vibo Valentia nell'ambito dei controlli avviati da qualche tempo nelle varie strutture sanitarie della provincia. Questa volta è toccato all'ospedale Iazzolino di Vibo Valentia. Ad operare sono stati i carabinieri della locale stazione, unitamente agli specialisti del NAS, nucleo antisofisticazione, che hanno passato al setaccio tutti i reparti di una struttura che da decenni è in lotta per la sua sopravvivenza, considerando che da più di 20 anni si denuncia l'inadeguatezza della struttura, mentre del nuovo ospedale, più volte annunciato, non si vede ancora la luce. I carabinieri giunti all'interno dell'ospedale di Vibo Valentia si sono dedicati ad un lavoro certosino che ha messo in luce gravi carenze igienico-sanitarie pressoché in ogni reparto ispezionato, con particolare attenzione in cardiologia, rianimazione, chirurgia ostetricia e ginecologia, determinando il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica del Tribunale di Vibo Valentia del commissario straordinario dell'ASP, la stessa Angela Caligiuri, che prima della fase commissariale aveva rivestito il ruolo di direttore generale della stessa azienda. Ad essere contestate sono state le violazioni di legge a proposito di gravi carenze di condizioni igieniche strutturali. C'è anche Mustafa, il venditore ambulante magrebino che il 4 dicembre scorso ha salvato la vita alla dottoressa Nuccia Calindro, aggredita fuori dall'ospedale di Crotone, tra i 33 eroi al merito della Repubblica nominati cavalieri dal presidente Sergio Mattarella. Questa mattina al Quirinale la cerimonia di consegna delle onorificenze. Da oggi Mustafa El Aoudi è un cavaliere della Repubblica. Ecco il momento della consegna dell'onorificenza da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La cerimonia questa mattina in Quirinale. Mustafa, 40 anni, è il venditore ambulante marocchino in Italia dal 1990 che il 4 dicembre scorso salvò la vita alla dottoressa Nuccia Calindro, medico dell'ospedale di Crotone, aggredita e colpita con un cacciavite da un uomo che l'accusava della morte della madre. L'aggressione avvenne nel parcheggio dell'ospedale. Proprio quando l'aggressore stava per sferrare un secondo fendente al collo della vittima, è intervenuto Mustafa che ha bloccato l'uomo, salvando così la vita al medico. L'aggressore è stato poi fermato dalla polizia. Il capo dello Stato ha conferito motu proprio 33 onorificenze al merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel soccorso, per l'attività in favore dell'inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalità. Tra loro dunque anche Mustafa, che diventa cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per il coraggio e l'altruismo con cui a proprio rischio è intervenuto in difesa di una donna violentemente aggredita. Il Presidente Mattarella ha individuato così tra i tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani e, come dicevamo, tra i nuovi insigniti del Capo dello Stato c'è anche Mustafa. A Cosenza partono i corsi per amministratori di condominio. A Cosenza l'AIAC, acronimo di Associazione Italiana Amministratori di Condominio, ha dato il via alle iscrizioni per il corso base per amministratori di condominio. Per iscriversi naturalmente occorre andare nelle sedi provinciali e compilare tutta la modulistica necessaria. E naturalmente occorre essere associati ad AIAC per poter poi frequentare i corsi AIAC. L'AIAC, che come associazione di categoria vanta un primato di longevità in tutta Italia, offre opportunità di lavoro concrete ed è rivolta a giovani e meno giovani in possesso di diploma. Credo che AIAC è una delle associazioni più innovative sul territorio nazionale. La persona che si associa non è mai lasciata sola. Uno, per i corsi base, 2 per i corsi aggiornamento, che è quello che comunque oggi gli amministratori di condominio vanno sempre alla ricerca per essere formati.
L'AIAC è presente con una sua sede anche a Cosenza, una scelta che si è rivelata vincente in quanto la città Abruzia oggi più che mai è in crescita e già da tempo sta sperimentando l'efficacia di fare rete tra pubblico e privato. Tutte le figure lavorative devono avere un'importante formazione, quindi io sposo in pieno assolutamente questi corsi di formazione che servono a dare proprio una professionalità a tutte le figure. A Roggiano Gravina adesso per il Carnevale della Valle dell'Esaro. Roggiano Gravina per il terzo anno consecutivo ha aggregato i comuni della Valle dell'Esaro per celebrare insieme il Carnevale, un messaggio importante di unità e condivisione che rappresenta l'inizio di un nuovo percorso di crescita per tutto il territorio, partendo proprio da occasioni ludiche e di intrattenimento collettivo. Veramente sono fiero per l'intuizione che abbiamo avuto 3 anni fa e oggi incominciamo a raccogliere i frutti. Quindi ringrazio anche le Proloco e tutti i coordinatori, gli assessori che si sono impegnati in questa edizione del Carnevale con i miei colleghi sindaci che stanno dando una mano perché questo evento cresce sempre di più. La Valle dell'Esaro vuole dare una risposta importante, insieme si può crescere e insieme sicuramente si fa la differenza. All'evento quest'anno erano presenti i comuni di San Marco Argentano e San Sosti che attraverso le loro coloratissime maschere e i pittoreschi carri, oltre a lanciare un messaggio di aggregazione e condivisione, hanno rappresentato un ottimo esempio di sinergia istituzionale, uscendo dallo stereotipo del campanile e proiettandosi all'esterno come un territorio unico. Il silenzio del sabato è il libro di Maria Antonia Avati, figlia di Pupi Avati, libro che sarà presentato il 7 marzo prossimo ad Acri. Mattia Scaramuzzo verrà presentato ad Acri il libro della figlia di Pupi Avati. L'appuntamento è per il prossimo 7 marzo, allora ci parla di questa iniziativa. Sì, Maria Antonia Avati chiuderà la rassegna Cinebook Food che si sta tenendo ad Acri, è iniziata già da dicembre, chiuderemo il 7 marzo, presenterà il suo ultimo romanzo che si chiama Il silenzio del sabato, all'interno sono previsti degli intermezzi musicali del maestro Pasquale Allegretti Gravina e quindi avremo il piacere e l'onore di ospitare appunto la figlia di un grande maestro che è stato anche ad Acri premiato all'interno del premio Padula. Io sono da molti anni che lavoro ad un progetto molto più grosso che si chiama Cine Incontriamoci, che ha visto molti volti noti del cinema italiano, ho portato Carlo Verdone, Neri Parenti, Loredana Cannata, Andrea Roncato, quindi sono veramente da anni che tengo a presentare la mia città Acri a questi grossi personaggi, ma a far fare bella figura a tutta la regione Calabria. Adesso le previsioni del tempo. L'ingresso di una perturbazione sul nord Italia nella giornata di mercoledì causerà l'attivazione di correnti meridionali che favoriranno un aumento delle temperature, in particolare al sud Italia. Si avvertirà maggiormente nella giornata di giovedì, con temperature sulla nostra regione che risulteranno di diversi gradi al di sopra delle medie stagionali. Domani cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, con temperature in ulteriore lieve aumento. Passiamo ai mari e ai venti. Domani mari generalmente poco mossi, con venti deboli di direzione occidentale sul Mar Tirreno e deboli dei quadranti meridionali sul Mar Ionio. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.